Sì. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Sono Rossi Andreina e sono qui per portarvi ovviamente i saluti di benvenuto da parte del direttore, il dottor Daniele Ferrara, che non può essere qua, e del personale tutto del museo. Il Museo Nazionale Concordiese, in occasione del 1600° anniversario della nascita di Venezia, ha voluto partecipare a queste celebrazioni, ovviamente in collaborazione con il gruppo archeologico del Veneto Orientale e l'associazione Fondazione Colluto, che ormai abbiamo un sodalizio di decenni, posso dire, e abbiamo voluto celebrarle. In che modo? Con tre conferenze che hanno come titolo che spiega un po', chiamandole Le vie d'acqua e la navigazione, da Giulia Concordia a Venezia. Oggi che cosa succede? Succede il primo appuntamento, ci troviamo qui e insieme al professor Alessandro Fontana del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova ci accompagnerà in questo viaggio, un viaggio che ha un titolo, A Giulia Concordia risalendo il Reatinum, evoluzione del reticolo fluviale tra Livezza e Tagliamento, dalla preistoria al Medioevo. Chi non potrà seguirci come qui oggi in presenza e in collegamento avrà la possibilità di rivedere e di seguire la conferenza sul canale YouTube della Direzione Regionale Musei del Veneto. Desidero inoltre anche informarvi che le prossime conferenze, emergenda Covid ovviamente permettendo, avranno luogo il 12 giugno e l'11 settembre. Ma io dico, per informazioni più particolareggiate, seguiteci sulle pagine social, Facebook, Instagram, sul sito dedicato al museo della Direzione Regionale Musei. E ora che dire, ho il piacere, sono molto contenta di avervi qui, perché speriamo sia di buon augurio, di buon auspicio per una nuova, non dico rinascita, ma per ritrovarci sempre più spesso insieme e partecipare con la presenza. E lascio la parola alla dottoressa Amalia Ruzzene per concludere. Grazie a tutti e benvenuti. Benvenuto anche da parte mia e della professoressa Lorenza Moro, da parte mia come presidente del gruppo archeologico del Veneto Orientale, la professoressa Lorenza Moro, presidente dell'associazione Fondazione Colluto. Lo so che devo parlare più forte, ma sei forte. È un problema alzare la voce, alzo la voce. Allora, vi rinnovo il benvenuto questa sera. Questo incontro con il professor Alessandro Fontana avremmo dovuto tenerlo nel corso di archeologia dello scorso anno e abbiamo rinviato per i noti motivi, abbiamo sospeso, poi pensavamo di riuscire a fare quest'anno e devo dire siamo grati al Polo Museale, dottor Daniele Ferrara, che ci ha permesso di tenere questo incontro qui nel museo in occasione di questo programma per i 1600 anni di Venezia, i mitici 1600 anni di Venezia. Con il professor Fontana noi abbiamo una relazione ormai da parecchi anni, abbiamo fatto una volta il primo incontro nel 2007, l'avevamo conosciuto ancora prima, ci ha aperto nuove prospettive di conoscenza perché ci ha insegnato, io parlo per me ma penso a tutti quanti, ci ha insegnato a pensare in maniera diversa il rapporto tra ambiente e le società antiche, a conoscere questo ambiente, a vederlo, a studiarlo grazie agli studi che fanno loro e che credo siano in continua evoluzione. Abbiamo avuto anche altre occasioni di incontro e lui ci ha mandato spesso dei materiali che abbiamo delle ultime pubblicazioni che abbiamo divulgato. Così si è anche sparsa la fama, posso dirlo, ecco. E siamo orgogliosi, siamo felici di averlo qui. E gli lascio la parola. Molto gentile. Allora. Dovreste sentirmi anche da casa? Si sente un po' poco. Ok, a casa confermano. Un attimo che adesso io rimpicciolisco un po' lo schermo, questo.
Allora, domanda provocativa. La stellina dove siamo noi, no? Il prato è quello del Collegio Marconi. Cosa c'è sotto il museo? Domanda che faccio in aula qua, ma faccio anche a quelli a casa, diciamo. Non voglio una risposta, adesso ve lo spiegherò. Ma... Allora, un attimo che silenzio quelli a casa. Un secondo, Ok. Avevo un ritorno in cuffia. Allora, qui penso sia il nucleo un po' più vecchio di quello che si sa di Portogruaro storica, tra virgolette, nel senso vicino qui, negli scavi fatti negli anni 80, cose alto medievali, mi sembra. Però al di là di quello, più o meno tutti sapete che se guardiamo un po' più da distante, Portogruaro ha questa strana forma molto allungata lungo le sponde dell'Emene. E se andiamo un po' oltre e andiamo nella... Allora, se andiamo un po' indietro nel tempo e vediamo qual è la struttura di Portogruaro vista nella cartografia storica di 200 anni fa, si vede molto bene qual è la sua struttura, che probabilmente quasi tutti avete in mente, insomma. Però forse non avete in mente su che cosa appoggia effettivamente, cioè qual è il perché sia così allungata e solo lungo l'Emene. Magari uno pensa perché, vabbè, commerciavano. Non è solo quello. Il motivo principale è soprattutto un motivo geomorfologico. Qui è la stessa mappa di prima, cioè sovrapposta, adesso ve la faccio vedere prima e dopo. Se vedete la Reghena e l'Emene, vedete appunto i due fiumi. Questo qui è il dosso, cioè è un rilevato di 2-3 metri rispetto ai terreni circostanti su cui poggia il centro di Portogruaro. Il dosso però non l'ha fatto l'Emene. L'Emene è un fiume non piccolo ma che non porta molto sedimento. È il dosso del tagliamento del 600 d.C. scarso, diciamo del 549. Se guardiamo ancora un po' più distante come scala, se vediamo un po' più un taglio più generico, possiamo riconoscere dove sta Portogruaro, il percorso dell'Emene, che qui vedete i toni bianchi e rossi sono sui 6 metri, quelli azzurrini sono praticamente sotto il livello del mare. Portogruaro vedete che sta su questa sorta di apofisi che arriva verso il basso, che continua, ma invece si vede che Concordia non sta sul dosso, sta staccata come una sorta di isoletta, diciamo così, separata da quello che è il percorso dell'Emene. L'altra cosa che potrebbe colpire qual è il fatto che il Reghena scorre lungo un'incisione, c'è una parte ribassata, questo qui è il tracciato dell'autostrada, scorre lungo una parte ribassata che è un'incisione fluviale. Ci arriveremo poi, anche questa l'ha fatta al tagliamento e l'ha fatta praticamente però molto tempo fa. L'ultima volta che il tagliamento è passato in questa zona erano probabilmente 14.000 anni fa, lungo la basura in cui scorre il Reghena. Allora, attiro l'attenzione su un concetto, che i processi geomorfologici lasciano delle tracce morfologiche che vediamo da foto aeree e vediamo anche da immagini satellitari, lasciano delle evidenze stratigrafiche, sì, forse è peggio, lasciano delle evidenze stratigrafiche che studiamo con i carotaggi, con gli scavi sia geologici ma anche archeologici, e spesso si possono datare queste tracce, queste evidenze. Spesso queste tracce che sono state lasciate si interfacciano con quello che è stato il popolamento antico, che più o meno è il lavoro che faccio io. E abbiamo l'importanza qual è? Che molte di queste tracce antiche legate alla geologia sono oggettive, cioè non è che si discute se c'è, o se c'è, se non c'è, non c'è. La diversità forte, quindi, con quello che è l'approccio, diciamo così, sulle fonti storiche, soprattutto quelle antiche, è che in quello c'è scritto qualcosa, però non sappiamo se è vero, se è completo, quasi sempre è incompleto, frammentario, interpretato e interpretabile. E quindi questo ha dei grossi limiti. Per cui anche il lavoro che tentiamo di fare è un po' di far interfacciare queste due cose, trarne maggiori benefici
sia dal lavoro diciamo, geologico che da quello con l'incrocio con i dati storici, diciamo così, e delle fonti. Se noi vediamo più in grande ancora, abbiamo che questo è l'anfiteatro morenico del tagliamento. Il tagliamento esce da San Daniele, qui da Pinzano. Okay? Questo è un modello digitale, è una sorta di grande mappa topografica. Il tagliamento ha questo percorso qua e passa poi per la Tiserna fino a sfociare tra Bibione e Lignano. No? Però in questa mappa vi potrebbe colpire il fatto che avete una grande incisione, qui si vede una specie di cicatrice che taglia la pianura, e poi vediamo come nella parte bassa vi siano numerose altre, più piccole magari, però abbastanza evidenti in questa mappa, incisioni, che sono legate anche queste all'azione del tagliamento, fino a quello che poi è anche il bacino dello Stella. In questa mappa qui, quello che vedete è un ingrandimento della bassa pianura tra il tagliamento e il Livenza, anzi quasi fino al Piave. In giallo sono la zona dell'alta pianura, in verde scuro la fascia delle risorgive, in verde diciamo medio la bassa pianura in senso stretto e in verdino più chiaro sono le bonifiche dove ci sarebbe la laguna se adesso non avessimo i sistemi di drenaggio artificiale. Vi dà l'idea che l'idrografia superficiale in bassa pianura non è un problema avere l'acqua, il problema è avere troppa acqua, per cui generalmente appunto soprattutto nelle parti da Portogruaro in giù è stato e tuttora diciamo così è un problema che va gestito. I fiumi che hanno formato questa zona, un attimo che provo a toglierlo, ecco. I fiumi che hanno formato questa zona sono fondamentalmente fiumi alpini, o meglio è il tagliamento, quello di cui parleremo, che è caratterizzato dal fatto che ha, poi io questa cosa non posso toglierla se no la gente non entra da fuori, una grande variabilità delle portate, cioè ci sono momenti in cui ha tantissima acqua, pochissimi, e una grande parte del suo tempo che invece ha pochissima acqua, è quasi asciutto. No? Trasportano un sacco di sedimento e questo è quello che ha generato poi le pianure. Nel passato il tagliamento, come vedremo, ma come insomma immagino sappiate, ha avuto numerose variazioni di percorso e questo è anche un po' quello che è stato il mio lavoro per vari anni e tuttora insomma ci dà varie soddisfazioni perché è un corso che riusciamo a interpretare molto bene, cioè ad avere molte informazioni. Allora, l'altra cosa fondamentale è che i corsi di tipo alpino cambiano alveo anche lungo il loro percorso. Come sapete, nella parte alta della pianura e fino alla prima parte della bassa pianura sono a canali intrecciati, ad esempio Principe anche a scala europea. Nella parte bassa fanno i meandri. Questo siamo abituati a vederlo, però in realtà non è sempre stato così. Okay? Vedremo tra un attimo come ci sono stati vari cambiamenti anche durante la storia evolutiva relativamente recente. E nella parte bassa dove c'è il corso a meandri abbiamo anche che il fiume genera quelli che si chiamano i dossi fluviali. Cioè che cosa succede? Che con le sue alluvioni, e lo vedete qui con questi toni un po' grigi, no? Che in questa immagine satellitare a falsi colori si vedono abbastanza bene, abbiamo che praticamente il fiume con le sue alluvioni, siccome abbandona subito le sabbie, che sono, come dire, difficilmente trasportabili lontano fuori dall'alveo, in generazioni di alluvioni quello che fa è di creare i suoi argini, si chiamano argini naturali, quindi anche se poi l'uomo ha creato gli argini artificiali, in realtà i fiumi a meandri della bassa pianura veneto e friulana generavano comunque i loro argini artificiali e le parti quindi rilevate. I fiumi di risorgiva sapete che hanno una portata più o meno costante di acqua, ma hanno praticamente quasi nulla di sedimento, quindi sono come dire, dei percorsi importanti, soprattutto lo erano nel passato da un punto di vista di anche approvvigionamento di acqua, ma non portano sedimento, quindi hanno svolto soprattutto un'azione di erodere il percorso lungo cui sono passati. E sono estremamente stabili. Ci sono tratti del fiume Stella, per esempio, che si trova in Friuli, che sono più o meno nella stessa posizione da almeno 4.000 anni, senza avere grandi... Il fiume Stella è grande, diciamo così, più dell'Emene anche, quindi sono fiumi di una certa entità. Se consideriamo nella sua interezza, diciamo così, il sistema del tagliamento, è fatto come un conoide di quelli che scendono dalle valli alpine. Avete presente, state in montagna,
alla base, diciamo così, quando i tributari raggiungono la valle principale, avete che generano dei conoidi alluvionali, perché appunto sono sedimenti portati dai correnti. Il tagliamento ha fatto anche lui il suo conoide, solo che siccome è lungo 60 km ed è circa di 1300 km quadrati, lo chiamiamo megaconoide, perché è molto grande. Si chiamano megafan in inglese, fan vuol dire ventaglio in inglese o anche conoide, in termine tecnico. E questa è stata una delle, come dire, scoperte, o comunque una delle conoscenze che abbiamo generato negli ultimi 20 anni con le ricerche, soprattutto anche sul tagliamento. Se andiamo a vedere in questa parte qui di bassa pianura quali sono stati i percorsi del tagliamento, le diverse direttrici che abbiamo riconosciuto sono queste. Allora, scusate, c'è un pezzo in inglese. Questa parte qui che vedete in lilla è la parte dell'ultimo massimo glaciale, quando il ghiacciaio del tagliamento arrivava in questa zona qua, arrivava alle porte dello stadio di Udine, per capirci, di Udine, e alimentava quindi con grandissima quantità di materiale e di acqua il sistema fluviale del tagliamento, che quindi era attivo in tutta questa zona qui, andava praticamente dal Noncello fino all'Ivenza fino allo Stella. Tutto questo quando il mare era più basso di 120 metri, okay? Quindi la costa si trova a 300 km più a sud dell'attuale. Che cosa abbiamo poi? Che in realtà, vedete, tutte queste direttrici che hanno dei colori diversi, siamo riusciti a dargli un'età, soprattutto con il radiocarbonio e con l'interfacciarsi con le parti archeologiche. Molti di questi corsi sono stati proprio datati col fatto che sopra di essi appoggiano magari siti archeologici oppure i corsi stessi coprono alcuni siti di certa età. Vedete che è un pattern abbastanza complesso e abbastanza chiaro, mi sembra, il fatto che è da questo settore qua, tra Valvasone e, diciamo così, soprattutto San Vito al Tagliamento, che il fiume cambia e ha cambiato i suoi percorsi. Questo perché, soprattutto nel passaggio tra l'alta e la bassa pianura, la pendenza della pianura diventa molto meno forte e quindi il fiume, come dire, può andare più o meno dove vuole, facendola molto semplice e in soldoni. Adesso vi faccio scorrere, ve lo faccio vedere più volte. Questi qui sono i diversi percorsi che il fiume ha percorso, diciamo così, negli ultimi 17.000 anni. Torno indietro. Questo qui era tutta la zona che occupava, diciamo così, anche fino a 19.000 anni fa. Cioè, il fiume era estremamente variabile perché era attaccato al ghiacciaio, quindi il ghiacciaio gli aveva tanto materiale, gli faceva delle piene, come dire, di scala notevolmente più grande di quelle di adesso, quindi il fiume tranquillamente in pochi, probabilmente decenni o pochi secoli, si spostava come un tergicristallo, okay, verso est e verso ovest. Successivamente il fiume ha avuto varie direzioni. Queste che vedete in verde sono tra le più rappresentative della fase tardoglaciale, quella che, diciamo così, inizia circa 17.000 anni fa, 18.000 e finisce circa 12.000 anni fa. E poi abbiamo queste altre fasi che invece sono legate a quello che noi chiamiamo l'Olocene, che sono gli ultimi 12.000 anni, che è da quando il clima è uguale ad adesso, praticamente, con un po' di cambiamenti. Gli ultimi che ho fatto apparire, quelli in rosso, in giallo e arancio, sono i percorsi seguiti dal fiume dall'età del ferro fino ad oggi. E poi, insomma, mi soffermerò. Io chiaramente farò una cronistoria di questo, ma, come dire, ho selezionato alcune cose da dirvi in meno di un'ora, perché altrimenti, diciamo così, rimarreste in pochi sopravvissuti alla fine. Se vi dico era glaciale, cosa vi viene in mente? Probabilmente a molti, soprattutto quelli un po' più giovani, questo. Allora, l'ultima, che poi non è così distante dalla realtà, nel senso che l'ultimo massimo glaciale, che noi chiamiamo anche LGM, che in inglese appunto è Last Glacial Maximum, che ha una durata di quasi 10.000 anni. Il clima aveva una temperatura più fredda dell'attuale di almeno 5 gradi, si pensa. E c'erano quindi condizioni ambientali completamente diverse e anche animali e piante abbastanza differenti. Immaginate le mandrie di caribù e di mammut che girano anche nella zona di Portogruaro e che, siccome il mare è più basso di 120 metri, si muovono anche su quello che adesso è l'Adriatico. Quindi una pianura immensa con caratteristiche molto diverse, su cui non mi soffermo molto, perché, diciamo così, preferisco
spendere il tempo per quello che è successo dopo. Comunque durante l'ultimo massimo glaciale il ghiacciaio del tagliamento era in questa posizione qua, alimentava vari fiumi, però diciamo il principale è stato il tagliamento. Qui nel riquadrino avete dove si trovava la costa, che era San Benedetto del Tronto, quindi insomma abbastanza diverso da adesso. Quindi immaginate anche nelle dinamiche di popolamento, non solo animale ma anche umano, tutto questo. Cos'è successo dopo? Beh, successivamente abbiamo avuto che, essendosi ritirato il ghiacciaio, a partire diciamo già da 21.000 anni si cominciano a scaldare la temperatura globale, i ghiacciai si ritirano a scala di tutto il mondo, e il ghiacciaio del tagliamento fino a circa 19.000 anni fa è ancora quasi dove c'è Gemona, e poi abbandona la pianura e rapidissimamente, nel giro probabilmente di 2.000-2.500 anni, arriva ad essere probabilmente sopra i 2.000 metri, per dare un'idea della velocità anche della fusione del ghiaccio. Il fatto che non ci fosse più tanto materiale trasportato dal ghiaccio, quindi molto materiale e molta acqua per creare la pianura, ha fatto sì che la pianura sia stata incisa dal tagliamento, perché c'era meno materiale di quanto ne poteva portare prima. Se andate a Pinzano, la situazione è questa, no? Questo è il ponte di Pinzano, la foto è fatta da un elicottero qui da Spilimbergo verso Pinzano, e vedete le scarpate, no? Praticamente la parte esterna è quella creata durante l'ultimo massimo glaciale. Negli ultimi 17.000 anni il tagliamento si è mosso solo qua dentro. Okay? Quindi, come dire, la storia evolutiva è rimasta molto confinata. Se ci spostiamo più a valle, più o meno anche dove siamo noi adesso, quindi vedete questa grande incisione che c'è qui, è una, e invece a valle qua ne vediamo una lungo cui c'è l'Emene, una lungo cui c'è il Regena, quella lungo l'Arcon, quella lungo il Sile, lungo il fiume, di qua c'è lo ce ne vediamo varie. Okay? E se vi faccio vedere anche qui uno schema della bassa pianura, qui c'è Droipo, qui avete Casarsa, noi siamo qua adesso, no? Le tracce che vedete in verde sono le tracce che ha seguito il fiume durante gli ultimi appunto 17.000 anni circa. O meglio, sono le prime tracce che ha seguito perché sono quelle che, essendo molto prive di materiale ma con molta acqua, hanno scavato dei profondi solchi erosivi. Cosa è successo? Che lungo il fiume attuale le ghiaie arrivano quasi alla Tisana, okay? Ma sono ghiaie piccoline. In questo momento qui, cioè tra i 17.000 anni fa e 8.000 anni fa, il mare era ancora bello distante e il fiume aveva la forza di erodere le ghiaie in pianura e trasportarle più o meno, se voi andate a Valle Vecchia, alla Brussa, dentro questi tracciati qui che adesso vedremo tra un attimo, trovate delle ghiaie che sono anche grandi 2-3 centimetri alle volte, okay? Per dare un'idea di come è cambiata anche la dinamica. La cosa importante è che le fasce verdi che vedete erano larghe tra mezzo chilometro e 2 chilometri, quindi non sono così diverse dalle dimensioni che adesso il tagliamento a Pinzano, come dimensione, ed erano fonde fino a 30 metri. Okay? 30 metri è una volta e mezza la chiesa di Portogruaro, per dare l'idea. Quindi sono dei buchi. E il museo è costruito sopra uno di questi buchi, per dare un'idea. Poi lo vedremo. Quindi una situazione molto diversa da quanto era prima e molto diversa dall'attuale. Vi faccio vedere una ricostruzione della zona tra San Vito al tagliamento e andiamo giù fino quasi a lambire la parte, diciamo, di Sindacale, Ponte Marango, arrivando giù qua alla laguna di Carle, per chi mi rimane. Questa è la situazione topografica che c'era durante appunto quello che noi diciamo la fine del tardo glaciale e l'inizio dell'Olocene, quindi tra i 17.000 e 8.000 anni fa. Qui c'è Portogruaro, qui c'è Concordia e vedete che Concordia sta su una sorta di terrazzo, cioè nel senso che è un lembo di pianura antica che è stato risparmiato. Vi faccio vedere questa linea rossa, una sezione stratigrafica ricostruita, in cui è messa la situazione come poteva essere appunto al momento in cui sono stati scavati questi grandi incisioni. Il centro di Concordia è qui, per dare un riferimento la basilica paleocristiana sta qui, okay? Quindi sta dentro il buco anche quella, e vedete le altezze, andiamo da 3 metri sul livello del mare a meno 20, questi buchi qui sono fondi circa 20 metri, sono larghi qui diciamo 600 metri e qui 1,5 chilometri, e al fondo sono pieni di ghiaie per quasi 10 metri in alcuni casi. Ghiaie grosse, quindi ghiaie
Questa è la situazione che vi dicevo si è creata in queste condizioni ambientali diverse dall'attuale, e se andiamo a vedere le datazioni che abbiamo e ci dicono che la pianura dell'LGM, che qui è in violetto, ha finito di sedimentarsi 17.000 anni fa, 500. Si sono create queste grandi incisioni da parte del tagliamento, che però le aveva già in parte riempite, vedete questo è un livellino di corma, 14.500 anni fa. Dagli ultimi dati che abbiamo sappiamo che probabilmente non è solo un momento importante, ma è per alcuni aspetti il vero momento formativo di queste grosse incisioni che passano anche per Portogruaro e per Concordia Sagittaria, e che hanno poi avuto un controllo gigantesco anche nel popolamento antico, solo che noi queste cose quasi non le vediamo più perché sono coperte da sedimenti più recenti. È rimasta una situazione molto, come dire, con delle incisioni molto grandi e molto profonde, fino a circa 9.000 anni fa, in una parte, vedete 10.000 in quella un po' più a oriente. Rimangono poche tracce, se voi andate qui a Cintello, vedete che c'è un salto di un 4-5 metri che separa quello che è la strada statale, sì la strada provinciale, da quello che è l'Alveo dell'Emene. Questa scarpata qui è il rimasuglio di quella che invece era a fondo, probabilmente una decina di metri in questo caso originariamente. Che cosa abbiamo fatto noi negli ultimi 20 anni praticamente? Mi metto qua. Queste che vedete in blu, e qui vedete le profondità rispetto al livello del mare, è la traccia che siamo riusciti a ricostruire dell'incisione di Concordia, che lo chiamiamo di Concordia Portogruaro, in cui vi ho messo anche la topografia attuale, così un po' ve li trovate, per cui questo è il corso dell'Emene, questa è l'autostrada, Portogruaro Centro, Concordia, poi a scendere, qui siamo a Cavanella, Sindacale, qui c'è Ponte Marango, okay? E poi vado giù fino ad arrivare alla zona praticamente della Val Franchetti, diciamo giù in laguna di Caorle. Le fasce nere che vedete sono delle sezioni stratigrafiche che abbiamo ricostruito. Qui ve ne faccio vedere alcune. Questa qui è quella lungo l'autostrada e sono lavori che abbiamo fatto con migliaia di carotaggi fatti soprattutto con gli studenti olandesi di Utrecht, che ogni anno vengono e passano, diciamo così, 3 settimane a fare carotaggi per imparare come si fa. È ormai dal 2012 che andiamo avanti e ringrazio Michelangelo Dal Pos che è qui perché con lui siamo partiti anche con la collaborazione del Comune di Concordia e anche quello di Caorle nel 2012 e ancora continuiamo. Qui vedete la situazione qual è? Che la topografia attuale è questa, quindi si vede una cosa in rilievo. Il bordo inferiore dell'incisione sarebbe questo, cioè dovete immaginarvi un buco che originariamente era vuoto e poi è stato riempito da ghiaie. Dove è bianco è perché non abbiamo dati, ma in realtà ci sarebbero ghiaie anche qui. E poi vedete questi strati verdi e quelli scuri neri, quelli neri sono torbe, strati palustri. Quelli verdi sono strati fluviali e in questo punto qui è dove è stato trovato, allo svincolo di Portogruaro, i ritrovamenti di un annetto e mezzo fa, penso, dove hanno trovato, io non ho visto lo scavo, ma un pezzo di una banchina romana, da questo ho capito. Tutto il verde che vedete chiaro sopra sono le alluvioni medievali che hanno sigillato tutto questo paesaggio che non vediamo più in superficie, che sta quindi anche 3, 4, 5 metri sottoterra. Se scendiamo, andiamo poco a valle di Concordia Sagittaria, la topografia è questa, qui è dove scorre l'Emene, che vedete sta sempre su una zona un po' rilevata che appunto è stato formato dalle alluvioni medievali del tagliamento. Se scendo, il blu, ne parlerò dopo, ma sono livelli lagunari, e poi troviamo ancora le ghiaie di cui vi parlavo prima, no? Quindi qui vedete, adesso non mi soffermo molto, ve ne faccio vedere un'altra, che è questa, siamo nella zona appunto qui lungo la Iesolana, e in questo caso qui non vedete molto verde perché c'è poco di fluviale, vedete molto di blu e di azzurro che è il lagunare, non vedete le ghiaie ma ci sono, ma sono sotto, solo che noi non abbiamo i dati in questo punto sulle ghiaie. Mi sposto ancora più a sud, sono nella zona appunto poco a sud, praticamente a Ponte Marango, che così vi dà un'idea almeno del posto, e quello che possiamo vedere è che anche qui abbiamo che c'è il lagunare per 3-4 metri che sigilla tutto quanto, questo qui sono i depositi verdi medievali, sempre del tagliamento, ma entro cui adesso scorre il Lemene.
Quelli che vedete in blu, vi dicevo, è il lagunare, quello che vedete in rosso è sempre lagunare, ma sono dei depositi un po' particolari. Più in profondità ci sono questi strati neri di 8.500-8.600 anni fa, che corrispondono a dei grandi laghi di acqua dolce. Questa è una delle novità che abbiamo scoperto negli ultimi anni, che sigillano a un certo punto questo paesaggio un po' particolare. Sotto abbiamo ancora le ghiaie, per cui per darvi l'idea, questo è il carotaggio fatto nell'azienda La Frassina, vicino a Ponte Marango, in cui praticamente siamo andati sotto 30 metri e abbiamo trovato le ghiaie fino a 28 metri dalla superficie. Per darvi l'idea che proprio è un paesaggio completamente diverso dall'attuale. Queste fasi che vi dicevo, soprattutto incentrate attorno a 14.000 anni, le troviamo anche in altri punti. Allora, se voi andate al cimitero degli ebrei a San Vito al Tagliamento, grazie al lavoro di Paolo De Rocco era stato recuperato questo sito ed era stato, come dire, un po' protetto anche per la natura, nel senso che grazie all'amico Piero Tasca che mi ha segnalato che nell'87 avevano recuperato delle pigne, ero stato 20 anni dopo a trovare l'architetto De Rocco che mi ha dato una di queste pigne che abbiamo datato e abbiamo trovato che aveva 14.000 anni. E adesso vi faccio vedere non è che stanno 10 metri sottoterra, le abbiamo trovate a 1 metro sottoterra, perché lì quello che qui è un'incisione fonda fino a 30 metri, là invece è pochi metri. Quindi, ma comunque è lo stesso ramo del tagliamento. Adesso sono in corso un po' di studi, vi faccio vedere una delle foto di pino silvestre, delle pigne di pino silvestre, trovate lì. Erano migliaia, però grazie appunto alla, come dire, lungimiranza anche di Rocco che ha raccolto queste e siamo riusciti appunto a ricostruire anche questa storia qui. C'erano frammenti di ginepro, salicenano, cose proprio paesaggi, come dire, attici, per cui completamente diversi. Comunque non siamo nell'ultimo massimo glaciale, siamo dopo, fa già meno freddo, per cui abbiamo già un po' di foresta, però di conifere. Allora, vi ho parlato dell'incisione di Concordia e Portogruaro. In realtà ce ne sono varie altre. L'altra grande che vi nomino è quella che scorre sotto quello che è il percorso d'epoca romana del tagliamento. E però anche lì il percorso romano è completamente sigillato, per cui non si vede. Con i carotaggi l'abbiamo ricostruita. Però immaginate quindi un paesaggio in cui c'erano queste grandi, come dire, noi le chiamiamo valli, è un termine un po' esagerato magari nel parlare comune, però immaginate una cosa che larga 2 km e fonda fino a 30 metri, insomma, non è piccola come oggetto. Okay? E questo usciva praticamente a Valle Vecchia. Il museo di Valle Vecchia, cioè l'azienda agricola di Valle Vecchia, è costruita sopra questa incisione. Cosa è successo poi? Che col riscaldamento avvenuto già durante il tardo glaciale e poi che c'è stato nei millenni successivi, abbiamo avuto l'innalzamento del livello marino. Allora, in questo schema qui, guardate, qui avete l'età, da 20.000 anni fa andiamo fino ai giorni nostri. E potete notare che questa è la posizione del mare che 20.000 anni fa è 120 metri più bassa di adesso, comincia a scaldarsi il clima, sale, c'ha dei momenti in cui saliva di 25 metri al millennio. E qui dire 2,5 metri al secolo il mare. Immaginate, vuol dire andare al mare oggi, durante 12 anni, ed è già più alto di un bel po'. E poi è arrivato a circa 7.500 anni fa ad avere un livello simile all'attuale, di qualche metro più basso. Qui lo vedete ingrandito e chiaramente ci interfacciamo anche con diverse, come dire, periodi archeologici che hanno anche molte testimonianze da noi, cioè in questa zona di pianura. Per cui le variazioni marine influiscono sulla nostra vita, lo vedremo tra qualche decennio soprattutto, ma hanno influito anche sulle dinamiche di popolamento antico e hanno influito sui fiumi. Per cui la situazione, questo qui è 11.000 anni fa, l'Adriatico stava qui, quindi a Pola c'era già l'acqua, ma appunto 11.000 anni fa eravamo talmente distanti in queste zone dal mare che non ne sentivamo l'influsso. 9.000 anni fa il mare entra in Golfo di Trieste, Trieste più o meno ha un paesaggio come adesso, possiamo immaginare, mentre noi eravamo ancora abbastanza distanti e solo appunto attorno a 7.500 anni fa, questo è il margine lagunare che c'era a quell'epoca, e cosa è successo? Che il mare, risalendo, si è infilato nell'incisione che era stata scavata dal tagliamento. Quindi ha creato una sorta di grande, diciamo così, braccio di lagunare, lo chiamiamo estuario anche, che arrivava fin quasi in autostrada come distanza verso l'entroterra.
Qui ne ho disegnato uno, ce n'erano vari anche lungo il Piave, ce n'erano, diciamo così, anche lungo il Brenta, lungo l'Isonzo, però non riusciamo ancora a ricostruirli bene. Qui vedete l'ingrandimento, quindi dalla situazione, diciamo così, attuale, qui vedete la linea di costa attuale col delta del tagliamento, Lignano, Bibione, Valle Vecchia, Carve, la situazione 7500 anni fa è questa, in cui Concordia da terrazzo fluviale diventa un'isola lagunare. E allora se leggiamo questo con gli occhi, diciamo così, di chi non ha visto esattamente questo, ma ha visto un po' da, come dire, da geografo che cos'era questa zona, e citiamo Strabone e leggete, alcune sono come isole, e qui, vabbè, non è le città dei Veneti, no? Concordia. Alcune sono circondate dall'acqua solo in parte, qui non ho la slide, ma Altino era circondato in parte dall'acqua nell'alto verso laguna e la laguna entrava lungo i canali artificiali fino in centro città. Quindi diciamo così, da questa situazione di 2000 anni, poco più di 2000 anni fa, origina fisiografamente da una cosa che ha almeno 7500 anni come tipo di morfologia. E, scusate, la sezione stratigrafica che avevamo visto prima, quella che taglia, diciamo, perpendicolarmente a Concordia, l'avevamo lasciata così, e diventa poi, diciamo così, cosa succede? Che arrivando alla laguna, per migliaia di anni c'è stata la laguna o la palude, per cui abbiamo che nelle aree circostanti Concordia avete dai 3 ai 4 ai 6 metri di materiale lagunare, che si è sedimentato da 7500 anni fa fino all'epoca, diciamo così, probabilmente fino all'età del bronzo, età del ferro. Poi era comunque un'area molto palustre, ma di acqua dolce. Vabbè, qui è un po' complesso, ma casomai ne possiamo parlare se avete curiosità. L'abitato di Concordia, protostorica e poi storica, lo vedete qui in rosso, con i mattoncini, tra virgolette. Quindi la situazione, qui ve l'ho ricostruita, diciamo così, con quello che è il perimetro della città romana, e vedete come l'area rilevata, cioè l'isola naturale, sia leggermente più grande, ma non di molto, perché poi va digradando e quindi comunque il perimetro romano ha sfruttato tutto il possibile dove potevano arrivare. E nelle incisioni abbiamo che sì, da una parte c'era la laguna, ma poi comunque dobbiamo immaginare che si è instaurato anche nei millenni il reticolo fluviale di quello che possiamo chiamare un paleoregena e un paleolemene che dovevano scorrere in destra e in sinistra. Non mi esprimo sul Reatino, nel senso che questo lo lascio agli archeologi di dire qual era il fiume. Però la cosa interessante è che quindi dobbiamo immaginare, torno un attimo indietro, che con una nave, con una barca, voi tranquillamente, seguendo la marea, potete arrivare a Concordia, anche a Portogallo, e ridiscendere. Quindi immaginate anche la, come dire, strategicità di un posto come questo. Questa non serve, ecco. Se parliamo dei fiumi di risorgiva, adesso poi riprenderò l'evoluzione del tagliamento, ma gran parte della bassa pianura è dominata da fiumi di risorgiva, che sono fiumi piccolini, però hanno avuto un grande ruolo nel popolamento antico. Vi faccio vedere un riquadro qui della zona che sta a sud di Annonevelle, diciamo così, vicino a Tor San Stino e Portogruaro soprattutto. Quindi questo qui è il tracciato della ferrovia, e questa è l'evidenza. Qui è Portogruaro e adesso che la conoscete vedete che bene che si vede l'incisione dove scorre il Regna, e di qua dove viene il Lemene, che poi continua così. In questa zona penso che l'immagine è a falsi colori, è un processing satellitare, ma penso vi date bene che c'è una sorta di verde un po' brillante che poi continua un verde più scuro in queste zone qua. Questo qui è il corso dell'Oncon. Okay. E se vediamo nella carta geomorfologica della provincia di Venezia che cosa avevamo ricostruito ormai quasi 20 anni fa, qui vedete il corso dell'Oncon e con questi tratti rossi sono i paleoalvei di fiumi di risorgiva che però in questa zona, vedete, sono rossi e poi arancio, rosso dove si vedono molto bene, arancio dove si vedono meno bene, e il verde corrisponde alle zone dove ci sono argille spesso organiche. Tutta questa zona qua è la palude, diciamo, di Loncon, che è stata formata dal fatto che c'erano molti fiumi di risorgiva che drenavano verso questa zona. Quando il mare è risalito e è arrivato, diciamo così, a pochi metri sotto l'attuale, ha cominciato a fare in modo che i fiumi non potessero più portare al mare i loro
contributo d'acqua e quindi è diventata una zona di palustre. Questa zona palustre, qui vedete il tracciato della Viagna, che accuratamente evita di passarci sopra e fa il giro da sopra. Okay? Se vediamo come si presenta in foto aerea da vicino questa zona, allora la foto aerea è questa. Questa è la costruzione che abbiamo fatto e qui vedete un analogo da una zona della Turchia. Penso che sia abbastanza evidente come siano lo stesso oggetto. Okay? Quindi dovete immaginare un paesaggio che poi non è che è così distante da noi, basta andare indietro 300 anni e ancora erano zone di questo tipo qua. La bonifica chiaramente le ha cancellate. Se noi facciamo una sezione stratigrafica che ci fa vedere in profondità com'è questa zona, si presenta così, con un sacco di materiale organico, pieno di torbe, di altri materiali. In alcuni casi andate sotto anche 6-7 metri, perché appunto ci danno l'idea che il livello del mare è salito e ha fatto salire dove poteva accumulare questo materiale il fiume. Meglio, il fiume non ha accumulato materiale, sono le piante morte sulle sponde del fiume che sono state preservate. Un po' più a monte, dove il livello del mare non è ancora arrivato, vedete che si vedono le incisioni in cui anche i fiumetti più piccolini o addirittura il reticolo, come dire, che sgronda le acque piovane, questo è naturale, non è artificiale, c'è ancora un po' di questa morfologia che poi invece più a sud è stata riempita dai materiali organici. Quindi andando oltre, cosa è successo poi? Qui vi faccio vedere la zona di Alvisopoli, che è qua, quindi siamo in questo settore qua, in cui abbiamo che praticamente l'area è caratterizzata da una serie di paleoalvei molto anche qui ricchi di materia organica, molto meandriformi, ma che non formano ancora dossi, cioè sono di circa 4, diciamo così, dai 3 ai 3500 anni fa, ma fino a quel momento lì il tagliamento ancora non faceva dossi. Se voi andate in quella zona, appunto, è palustre, anche lì, è palustre, proprio perché era una depressione. Quindi il fiume scorreva quasi a livello della pianura, come dire, dell'epoca glaciale, invece precedentemente veniva incisa per decine di metri. Quindi i fiumi risentono di quello che è l'innalzamento marino relativo. Questo lo lasciamo stare. L'ultimo atto di formazione del tagliamento è legato ai bossi fluviali, che qui vedete in rosso quello di epoca romana, che si era attivato nel primo millennio a.C., in verde quello attuale, e in arancio quello che per un periodo molto breve, tra il VI e il VII secolo, è passato anche esattamente sotto di noi, e poi, diciamo così, ha sepolto anche Concordia. Cosa è successo? Che l'inizio dei cambiamenti che hanno portato con una fase quindi di stravolgimenti abbastanza importanti il fiume a attivare prima la direttrice di Latisana e Concordia insieme e poi solo quella di Latisana un po' contemporanea con quella d'epoca romana e poi invece l'ha abbandonata. Quindi vedete qui attorno al, diciamo così, V secolo inizia ad esserci l'attivazione del ramo di Latisana. Quello di Concordia è uno spazio molto breve che poi vedremo, quello d'epoca romana dura, diciamo così, ben attivamente fino al VII, ma poi dura quasi fino all'XI secolo, in maniera un po' alterna. E qui vediamo anche il Leventum Maius, diciamo così, quello che per noi è il tracciato principale d'epoca romana, quali sono le tracce che ha lasciato, molto meandriformi, e i pallini che vedete rossi sono tutti siti di epoca romana. Quindi vi dà un'idea che poi c'è un sacco di, come dire, abitazioni che vivevano in prossimità anche del fiume. All'altezza di Lugugnana si biforcava in due, in cui il ramo principale esce per Valle Vecchia, un ramo piccolo, diciamo così, esce per la zona invece probabilmente sotto il tagliamento attuale, passando per Bevazzana. Allora, vediamo le evidenze che abbiamo per dire di quando si sono attivati questi rami. Se andiamo nella zona dove c'è il casello di Ronchis adesso di Latisana, quello dell'autostrada, quello nuovo, qui avete che il percorso che vi faccio vedere è un percorso vecchio, tagliamento di 1500 anni fa. Dove c'è la stellina, è stato ritrovato un sito d'epoca romana abbastanza grande, una fornace anche. Era un sito che si affacciava su questo alveo disattivato del tagliamento che era un po' palustre. Sotto vedete i frammenti di mattoni che appunto finivano, diciamo così, anche nella palude, e a un certo punto arrivano i depositi invece del nuovo tagliamento che vedete tra il
300 e il 460 d.C., cominciano appunto a sedimentare in questa zona. Altre evidenze, sempre nella zona di Latisana, questo è il campo sportivo della Latisana e questa è la statale. Qui vediamo la sezione che è il dosso che ha formato il tagliamento e su cui ancora scorre, che ha sepolto il tracciato della via Annia, vedete, nella sua zona più vicina a dove è iniziato a scorrere il tagliamento attuale, già vedete nel 481-536 d.C., e invece più distante ha dovuto aspettare un po' di tempo per, come dire, costruire il suo dosso e quindi ci ha messo un paio di secoli a arrivare fino a 1 chilometro di distanza, perché il dosso cresce subito dove c'è il fiume e poi si allarga. Un altro esempio di queste evidenze è una strada trovata al Vasone in cui le alluvioni, anche qui medievali, seppelliscono la strada che era attiva fino al V-VI secolo. Quindi ci dà l'idea che i cambiamenti sono belli come dire, diffusi un po' in tutta la pianura del tagliamento. Qui è Morsano al tagliamento, in cui appunto anche qui vedete bellissimi solchi carrai lungo la strada in ghiaia. Questa è stata sepolta un po' dopo, vedete. Il tagliamento è arrivato a seppellire questa zona successivamente a quando ormai era solo il tagliamento che passa per la Tisana. Ma vi dà l'idea come spesso non siano processi che acceso o spento, ci mettono un po' a formarsi. Invece uno dei dati più importanti che abbiamo trovato grazie agli scavi del dottor Frassine è stato il ritrovamento a Cordovado che non c'è niente di archeologico, ma rifacendo, mi sembra sia l'asilo, una parte del piazzale dell'asilo, abbiamo trovato un sacco di tronchi che sono tutti morti insieme, abbiamo fatto la cronologia, e la datazione del carbonio ci dice che sono morti tra il 558 e il 600 d.C. La data centrale è più o meno il 589 d.C. Quindi di questi tronchi trovati anche nei decenni precedenti e qualcuno anche conservato, vedete se andate uno dei laghetti che fanno pesca sportiva dove cavavano le ghiaie, ci dicono che una delle alluvioni più grosse è sicuramente avvenuta probabilmente nel 589. E se torniamo adesso a Concordia, adesso mi sposto qua su, abbiamo che la situazione di Concordia era questa in epoca romana, okay? Quindi la città con Orania che arriva in città, poi adesso questa è semplificata come mappa. Attorno a Concordia c'era acqua dolce, era una palude di acqua dolce che in parte era stata bonificata probabilmente, mentre la laguna iniziava le condizioni lagunari un po' più a sud. La situazione attuale è questa, quindi vedete che d'incisione non si vede più niente nella parte bassa, si vede fino a Portogruaro sia quella del Regina, quella anche lungo cui scorre l'Emene, ma poi non si vedono più. Perché? Perché il ramo arancio che vedete è il ramo del tagliamento che soprattutto appunto nel VI secolo, ha praticamente ripreso questa strada e ha seppellito quasi tutto. Quasi tutto perché ancora qualche traccia rimane. E Portogruaro quindi sorge esattamente sugli argini naturali lasciati dal tagliamento nel VI secolo, lungo cui poi si è infilato il Lemene. Rivediamo la sezione prima, quindi l'avevamo lasciata così Concordia, diciamo in epoca romana. Nel giro di pochissimo, probabilmente pochissimi eventi, la situazione è diventata questa, in cui quello che vedete in giallo e arancio sono le alluvioni del VI secolo, della fine del VI secolo, e praticamente avete che la topografia attuale è questa, cioè non c'è praticamente visibilità morfologica del grande buco che c'era prima in destra e in sinistra rispetto a Concordia. Quindi il paesaggio è stato abbastanza cancellato, ma è quello che ci ha consentito di conservare la basilica che sta qua sotto, okay? E un sacco di roba romana, perché il paesaggio dell'epoca romana, ma anche quelli precedenti, sono sepolti e quindi, come dire, difficili da raggiungere, ma anche preservati. Quindi c'è pro e contro. Se andiamo a vedere in dettaglio la zona della basilica, e qui avete la cattedrale di Santo Stefano sopra, abbiamo l'area archeologica che ogni volta che porto degli ospiti stranieri rimangono stupefatti dalla situazione, perché appunto è abbastanza unica anche a scala europea, in cui sui depositi archeologici avete appunto le alluvioni, ne rimane ancora un brandello in alcune parti, e per quanto se ne sa dai dati, diciamo così, mentre c'è una prima alluvione probabilmente nella seconda parte del VI secolo, ma piccola, in cui comunque ci sono attività di ripristino di questi piani, poi appunto viene tutto sigillato nell'arco probabilmente di un unico evento o pochi eventi molto avvicinati tra di loro.
E questo lo vediamo in tantissime zone. Questo qui è il monumento funerario che sono stati ricostruiti sotto la loggia a Concordia, scavati nel 2011, penso, adesso vado un po' nel 10-11, in cui anche qui avete il VI secolo è sepolto dalle alluvioni, appunto. E adesso, riprendendo, quello che vedete in verde chiaro sono proprio le alluvioni medievali, quindi vi dà l'idea anche di come questo che era il buco originariamente presente è stato poi cancellato da tante cose, ma come ultimo atto da queste alluvioni qui. E quello che vedete in nero è il livello di torbe che in molti casi è databile anche al carbone proprio con la fine del VI secolo, e quindi è il livello, se volete, tardo antico, alto medievale, ma che più o meno, diciamo così, ingloba anche la parte romana nella sua parte più bassa. Lo vediamo qua, lo vediamo qui, che è questa qui fatta poco a sud di Concordia, lo vediamo qui che siamo appunto nella zona di Cavanella, okay? Quindi vedete come ci sia la parte lagunare in blu, ci siano vari eventi, come dire, strati organici, e poi ci sono le alluvioni sopramedievali. Questi strati di cui vi parlavo, no? Molto organici, in cui c'è la parte tardo-antica e anche romana, si riconosce su una superficie enorme. Come in questo caso magari non c'è roba archeologica dichiarata, però quella è l'età, quindi è un paesaggio fossilizzato, diciamo così, dalle alluvioni del VI secolo. Quindi se andiamo adesso, diciamo così, un po' anche per concludere, vediamo se riesco a spostare, sì. Vediamo che nella parte più bassa qui vedete che addirittura c'è due rami, cioè due dossi del tagliamento, perché si biforca il tagliamento medievale e andando più a sud si separa proprio nettamente, diventano due piccoli diverticoli, okay? E se andiamo ancora più a sud, arrivando fino appunto a lambire quasi l'attuale laguna di Carle, vedete come rimane un dosso molto piccolo, l'altro appunto praticamente finisce un po' prima, e questo dosso entrava proprio in laguna. Queste qui sono le zone bonificate, diciamo, nel Novecento, quindi sarebbe tuttora laguna in queste zone. Questa la possiamo, non importa. L'unica cosa che volevo ricordarvi, anzi commento questa brevemente, ma senza... L'alluvione che ha sepolto Concordia e creato il dosso su cui sta un protocollo, per quel che ne sappiamo, è l'alluvione più grande degli ultimi almeno 4.000 anni, per cui è un evento veramente fuori scala. Okay? Quindi, e qui vedete, non commento anche questo più di tanto, ma volevo solo farvi vedere alcune evidenze. Qui vedete l'età, questo è il 600 d.C., il 500, 700, questo è il 589 d.C., queste sono le precipitazioni, okay, medie in Europa, costruite con tecniche che non vado nel dettaglio, e questa è la temperatura media. Qui vedete che attorno al VI secolo abbiamo che è una fase fredda, ma è una fase in cui piove poco, che se volete è il contrario di quello che si diceva fino a poco tempo fa. Periodo molto umido, piove un sacco, grandi alluvioni. Perché non è necessario che piova tantissimo continuativamente, l'importante è che piova, come dire, moltissimo in un'occasione, che si prenda in carico tutto il sedimento che è lì da un bel po' in montagna che aspetta di essere portato giù. Ed è quello che è successo nel caso nostro. Quindi concludendo, quello che abbiamo è che partiamo da sotto. C'è una fase di grandissima sedimentazione durante l'ultimo massimo glaciale, situazione molto diversa dall'attuale, è quello che ha costruito buona parte della pianura che c'è. Poi si ritirano i ghiacciai, questo succede anche per il tagliamento, c'è una fase di forte incisione della pianura con questi valli che continuano per decine di chilometri e continuano anche verso l'Adriatico attuale. Solo successivamente, quando il mare, per effetto appunto della fusione dei ghiacciai nelle calotte polari, torna a risalire, circa, diciamo così, in questa sua risalita ci ha messo quasi 10.000 anni a tornare alla costa attuale. Cosa succede? Che inibisce il trasporto del materiale verso mare e quindi iniziano a formarsi le coste, i delta e le lagune, a partire da circa 8.000 anni fa, 7.500-8.000 anni fa. Ci sono poi varie attivazioni di vario tipo del tagliamento, ma la parte importante è che negli ultimi, diciamo, 3.000 anni il fiume ha formato dei dossi e quindi ci sono delle zone rilevate in cui è chiaramente più comodo stare perché uno non sta al bagnato, sta sopra e quindi è più tranquillo. E quindi io finirei qui.
Vi ringrazio. Grazie. Allora adesso stacco il microfono così sente. Se voi avete domande, sono qui. Stacco il microfono così sentiamo anche quelli da casa eventualmente. 2 domande brevissime. Lo strato romano di Porto Gruaro, a che profondità è? Sotto di noi sui 4 metri. 4 metri. Porto Gruaro e Porto Vecchio, lì andiamo nel Medioevo. Porto Vecchio è 3 chilometri più a nord, Sì. lungo l'Emene. Viene abbandonato perché non c'è più acqua, probabilmente. Non mi sono occupato della cosa, quindi non saprei. No. Cioè, Io penso è sia... legata un po' alla storia del tagliamento questa faccenda. Allora, però anche Porto Vecchio sta sui depositi medievali. Quindi, come dire, Porto Vecchio comunque sta su dei depositi che hanno 1400 anni, non c'era prima, non ci poteva essere. Quindi, la cosa probabilmente significativa è che fino a questo punto si sente bene la marea. E quindi non lo so bene il perché, ci vorrebbero delle indagini accurate, però sicuramente, diciamo così, se bisogna sfruttare bene la risalita tramite marea, probabilmente questo posto era diventato più, diciamo così, fruibile, anche perché c'è la congiungente poi con Reghena. Potrebbe essere. Però non vorrei dire cose che non so. È che la fondazione di Porto Gruaro avviene proprio a Porto Vecchio. Sì, questo... Però non lo so, sì, sono cose che non so. Magari ne parliamo. Prego. Finito? Sì. Prego. Stiamo lavorando lì, però diciamo così, casomai ne parliamo dopo se si ferma un attimo, perché magari sfruttiamo il tempo per quello di cui ho parlato oggi, perché sennò divaghiamo un po' tanto. Insomma. Seconda domanda, da quello che è stato trovato sul tagliamento tra San Vito e Calabria. Che ho mostrato io? No, io ho mostrato quelle che sono di Cordovado. Cimitero degli ebrei? Sì, no, di quella ne ho un pezzo di quella del cimitero degli ebrei. Quest'altra che è in comune a San Vito non la conosco, però potrebbe essere cose molto recenti. Ah no, allora non la conosco. Un pezzo di quella che era stata raccolta al cimitero degli ebrei l'abbiamo campionata, ma non può essere vecchio, cioè magari ha 1000 anni, insomma. Però non è in fase con quello che c'era sotto delle pigne che ho mostrato, raccolta sempre durante gli scavi dell'87. Beh, di pigne sono a CNR di Milano perché le stanno studiando loro. Beh, sono pigne uguali a quelle di Arce, non è che... Sì, beh. Mentre si sta giocando, l'hai accennata parecchie volte, però abbiamo avuto fatto che dalle glaciazioni, quindi meno acqua va alla montagna, il mare però aveva delle emissioni. Rientra in mare, perché meno acqua arriva. Però questo succede però dell'arrivo del mare dopo 7500 anni. Allora dico, se il mare fa l'ingressione, marina, porta anche acqua salata. Certo. Le piante sappiamo che possono vivere con acqua salata. Quindi questa sostanza organica è formata specificamente da barena, piante di barena. O determinate situazioni. No, piante di barena.
che hanno formato solamente, sono quelle solo che hanno creato Sì. il sedimento. Sì. Beh, dopo dipende dalle zone, però quelle che abbiamo mostrato fino a quasi l'autostrada, fino a, diciamo così, fino al centro di Portogruaro sì, troviamo tranquillamente roba lagunare. Poi andando in autostrada c'è qualcosa ogni tanto, sì, no, sempre di lagunare, che arriva fino praticamente quasi all'altezza dell'autostrada. Quel fusto che parlava fossile è stato parlato 5-6 anni fa, 6-7 anni fa, probabilmente al castello di San Vito Tagliamento. È un tronco fossile trovato da un ricercatore archeologico famosissimo, Trevisan da San Vito, Piero Tasca ne ha parlato. A Lecce è stato portato qualche campione per l'esame del 14, si parlava già di Cavilani, quindi molto importante. In quel momento presente i funzionari della regione, di altre cose, hanno dato disponibilità di studiarlo, con i mezzi comunali portati in un luogo sicuro, perché era sulla sponda destra a Tagliamento, all'altezza poco tra il ponte della Delizia e Rivis, se ben ricordo queste. Quindi portato in luogo più sicuro per l'eventualità che ci sia questo esame particolare di conservarlo come quello che è stato conservato ad Alpino via San Diodoro, c'è quel grande tronco conservato sotto la loggia della chiesa. Sì. Importante, però non è un anno, sono passati parecchi anni. Sì, questo. Sì. Sì, nel senso che facendo ormai tutto, è stato un lavoro che ha fatto il mio dottorando Livio Ronchi, che praticamente studiando queste migliaia di carotaggi e vedendo anche i depositi che ci sono dentro, a un certo punto vediamo che prima che arrivi la laguna, circa 9.000 anni fa, cominciano ad esserci dei laghi dentro l'incisione, quindi vuol dire che non è la palude, vuol dire che ci sono metri di acqua. Non è un lago continuo, troviamo, diciamo così, delle evidenze, e che sono le prime evidenze in Nord Italia di laghi in pianura di questa età. Voi immaginate il Mesolitico, cioè un posto in cui magari c'è un lago lungo 1 chilometro e largo 2. C'è una depressione che È l'incisione che probabilmente risente il mare non è ancora arrivato, ma siccome l'acqua che risorgiva non può andare più di tanto in mare perché risente appunto del livello alto, comincia a formare questi laghi e poi a un certo punto la laguna ci entra dentro e stravolge tutto. Però è un momento che ancora non capiamo bene, ma su cui stiamo lavorando. Comunque gli olandesi a studiare qua si trovano bene perché sì. Noi siamo una piccola Olanda. È una piccola Olanda in cui c'è il sole e si mangia meglio. Per cui siamo per 2 terzi sotto il livello del mare e Veneto orientale. Grazie. Ma non è che non ci fosse proprio niente. Diciamo così, sia Comel che anche Vito Favero avevano già capito molte cose. No, solo che chiaramente, come dire, c'erano altri schemi mondiali con cui si leggevano le cose, per cui sì. Però avevano già fatto dei lavori notevolissimi. Io è di quelli con cui ho lavorato, sicuramente. Continuava anche, sì. Sì. Sì, allora, forse a diverso di quello che la gente pensa, sul fondale dell'Adriatico, se faccio una domanda a cui chiedo cosa immaginate che ci sia sul fondo dell'Adriatico, il 90% risponderà sabbia marina, probabilmente, no? Che è l'idea che ha la gente. In realtà il fondo dell'Adriatico, non ho la slide montata qua, è fatto dai sedimenti dell'ultimo massimo glaciale che sono limi argillosi, quasi ovunque, tranne delle piccole zone in cui c'è della sabbia, ma è molto, come dire, localizzata. E noi abbiamo tantissimi dati, adesso non ho mostrato perché non era il tema della serata.
Però abbiamo ricostruito quella che era l'andamento della pianura di quei momenti lì, dell'ultimo massimo glaciale, che è comunque una pianura fatta proprio di sedimenti fini, in cui non ci sono grandi fiumi, per quanto ne sappiamo, cioè sembrerebbe che tutto il reticolo fluviale si esaurisce, diciamo così, tra i 10 e i 20 chilometri dalla costa attuale. Poi non è che non ci fosse un reticolo fluviale, ma non ci sono grandi meandri o grandi fiumi per la parte a nord del Po. Poi dal Po in giù è un altro discorso, però questa zona è abbastanza diversa da quello che si pensava. Beh, no, adesso no. Sì. Sì. Beh, non più adesso, però sì, fino in epoca romana lo era. Il tempo è poco. No, praticamente la distinzione grossa è perché dall'altra parte c'è il Piave e quindi, diciamo così, la pendenza minima, ma che si vede con i nostri strumenti, è che c'è il tagliamento, c'è il Piave e quindi in mezzo c'è una depressione minima, ma quindi il Livenza ha trovato posto lì in mezzo, dove poteva trovare posto. Sì, ci sono dei paleoalvei che arrivano a sbattere contro il Livenza, anche dell'alluvione medievale, arrivano praticamente. Sotto la torre dell'acqua che c'è alla rotonda prima della salute di Livenza, lì c'è un ramo del tagliamento piccolo che arriva praticamente contro il Livenza. Da casa avete domande? No. Ok, allora se da casa è tutto a posto, io porgo i saluti anche da parte mia e degli organizzatori. Vi ricordo che il prossimo appuntamento è il 12 di giugno. Chi ci sarà? Alberto Vigoni, quindi sarà il relatore. Quindi vi saluto, arrivederci.